Ho visto l'onda arrivare, perché ero in finestra che guardavo, ho visto l'onda arrivare, ho visto l'acqua alzarsi. Nel mio paese l'acqua era 2 metri, oltre i 2 metri, e ho sentito gli amici che le ultime case che gridavano aiuto, dopo il silenzio la casa non c'era più. I bambini di 60 anni fa oggi sono donne e uomini sopravvissuti, soprattutto al dolore. È stato veramente brutto perché trovarmi là ragazzo e vedere tutte quelle cose che non si dovevano vedere. Luciana Celso quella sera si trovava a Conegliano, dove si era appena trasferita dopo il matrimonio. A Longarone perse tutta la famiglia, compreso il fratello Guglielmo, all'epoca sindaco della cittadina. È stato duro, toccante tanto, che ha segnato la vita. Lei ha perso suo fratello e altri familiari? Papà, la mamma, mia cognata con un bambino di 1 anno e mezzo, aspettava il secondo bambino. E io sono rimasta sola, non ho nessun parente, avevo solo loro. Guerino Dolce arriva invece da Mel. Sul Vajont ha perso il Papa Guido, era operaio in diga per conto della ditta Monti. Lui lavora il martedì pomeriggio, il mercoledì tutto il giorno, il giovedì mattina mia mamma mi fa: Rino, guarda che è scoppiata la diga. E ho detto bene, perché papà è di sopra, io mio padre non l'ho più visto. E poi ci sono i soccorritori, una generazione di ventenni, quasi tutti alpini, militari di leva a Belluno. Ci trovavamo davanti a quella situazione orribile. Il primo che ci ha colpito è il cimitero di Longarone e le rotaie del treno. E lì ci ha messo lì a tirare sui morti, è una cosa da non dimenticare, non potremo mai dimenticare. Avevano bisogno di uomini e siamo corsi qua a trovare qualche anima viva. Lei con questa piccozza si è dato da fare. Per quanti giorni ha operato? Per 8 giorni e dopo non ce la facevo più. Siamo arrivati al mattino a -1/4, 5:30 penso. Verso le 6:45 ho cominciato a schiarire perché c'era una leggera nebbia e un silenzio di tomba. 40 giorni ho fatto anch'io qua, dietro morti, e dopo un 15-20 giorni c'erano delle pozzanghere di acqua che si asciugava e vedevi che avanzava su un gomito oppure un ginocchio, e ora andavamo là a prendere, tiriamo fuori da accatastare i morti così, insomma. I morti scavavamo e i morti in letto, marito e moglie. Io ho visto quelli che erano in letto, nessuno era scomposto, erano neanche accorti, cioè non erano terrorizzati, praticamente erano là, sembrava che stessero dormendo.